I finanzieri appostati in centro a Vittorio Veneto hanno filmato un continuo via vai di clienti, tutte dirette all'abitazione di una quarantenne del posto, tutte in fila per un trattamento estetico low cost. Da 5 anni la donna, finita nel mirino delle fiamme gialle, praticava abusivamente l'attività di estetista senza aver conseguito nessun attestato, ma soprattutto rimanendo totalmente sconosciuta al fisco. Quando gli uomini della Guardia di Finanza di Vittorio Veneto hanno bussato all'abitazione, hanno avuto la conferma dei loro sospetti. C'era una stanza adibita espressamente a studio estetico, a centro estetico, tanto di lettino e tutta la strumentazione necessaria per l'esercizio di questa attività. Imponente il giro d'affari completamente in nero venuto a galla. Dalle ricostruzioni effettuate dagli investigatori è emerso che la donna aveva speso parte del denaro per viaggi all'estero e per mantenere un tenore di vita piuttosto elevato. Noi abbiamo ricostruito un volume d'affari per 5 anni intorno ai 300.000 euro. Come clienti sicuramente fisse, 30-40 clienti fisse. Oltre alle imposte che verranno pretese per i 300.000 euro tenuti nascosti all'erario, l'estetista abusiva dovrà pagare una sanzione amministrativa piuttosto salata, pari circa al 25% della cifra. Il continuo afflusso delle clienti era possibile grazie ai prezzi slealmente concorrenziali che la donna riusciva a praticare, un'attività a cui l'ha portata a termine dalla finanza, finalizzata anche a preservare il lavoro di chi onestamente paga le tasse, soprattutto in un periodo difficile come questo. La crisi ha aumentato il fenomeno, che comunque è costantemente monitorato, i nostri controlli sono aumentati in questi come in altri settori, proprio a tutela, ribadisco, del corretto gioco della concorrenza, a tutela di chi onestamente fa il proprio dovere.